Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici con l'edizione meridiana del nostro telegiornale regionale. A Lignano l'operazione sicurezza Pentecoste è filata via liscia, erano temuti episodi di violenza riconducibili soprattutto ai giovani austriaci giunti nel capoluogo balneare in massa, schierati oltre 70 agenti fra carabinieri, commissariato, polizia, giunti anche da oltre confine. Ma alla fine nella notte più a rischio, quella appena trascorsa, ci sono stati schiamazzi, qualche ricovero per chi aveva esagerato con l'alcol e dimenticando dove aveva parcheggiato l'auto e qualche oggetto personale. La Pentecoste è stata quindi archiviata. Molti locali sono stati dotati anche di vigilantes di istituti privati. Alla fine della nottata 11 persone segnalate per ubriachezza, 9 austriaci e 2 italiani. Le forze dell'ordine erano pronte ad una sorta di guerra, ma per fortuna la guerra a Lignano, in occasione della calata soprattutto di austriaci e tedeschi per Pentecoste, non c'è stata. I dati parlano chiaro, nessuna denuncia da parte delle forze dell'ordine, qualche soccorso per chi aveva esagerato con l'alcol, immondizie sulle strade che stamattina di buon mattino erano state già ripulite dalle motospazzatrici. Già da giovedì il piano di sicurezza era stato predisposto con carabinieri e agenti della polizia locale e del commissariato schierati in forze, mentre il monitoraggio della spiaggia è toccato agli addetti della capitaneria di porto. Come detto, nessun episodio di rilievo, tranne appunto qualche turista che ha perso il controllo delle consumazioni alcoliche, qualche schiamazzo, cellulari e portafogli dimenticati. Alla fine della nottata 11 le sanzioni per ubriachezza molesta nei confronti di 9 austriaci e 2 italiani. Una curiosità, vista la felicità accentuata da qualche cocktail di troppo, qualcuno si è addirittura dimenticato dove ha parcheggiato la propria auto, ritrovata alle prime luci dell'alba anche con il supporto degli agenti in divisa. Pienone sia a Lignano, ma non c'è stata nessuna guerriglia urbana, qualche lite risoltasi in poco tempo, musica a dominare la scena e chi ha scelto l'orientamento musicale si è dotato di agenti della vigilanza privata proprio per filtrare gli ingressi e sedare sul nascere atteggiamenti e comportamenti che potevano sfociare in qualcosa di pericoloso, e questa scelta si è rivelata vincente. Controllate anche alcune donne nigeriane, notate in questi giorni in numero importante nel capoluogo balneare, intente a vendere braccialetti. Verificata la loro posizione sul territorio nazionale, risultata regolare. Ora la situazione sarà monitorata sino a lunedì mattina, quando è previsto il rientro di massa, quindi per le forze dell'ordine un'altra notte dove gli occhi dovranno rimanere particolarmente aperti anche da parte di agenti giunti da Austria e dall'Alto Adige. Grado era ed è invasa pacificamente dai turisti, ma storicamente l'Isola del Sole non è mai stata terra di conquista di esagitati ostaggio dell'alcol, tanto che le ambulanze deputate al servizio d'emergenza non hanno dovuto correre a destra e a manca per soccorrere giovani in preda ai fumi dell'alcol. In ogni caso i controlli ci sono stati, ma da sempre la località balneare gradese ha utenti piuttosto tranquilli. In ogni caso la conferma arriva dalla GIT, il clima è da tutto esaurito, come esauriti sono gli ombrelloni gestiti dalla società di gestione, 2600, senza contare gli spazi VIP predisposti. Una dimostrazione che la stagione è partita, la si è avuta ieri con la manifestazione Barbanade, vedete proprio le immagini, con 240 nuotatori iscritti, il doppio dello scorso anno, pronti a sfidarsi sui 3800 metri dell'unica competizione d'Italia in laguna, ed ora c'è grande attesa per l'anniversario del 25 giugno, quando ricorreranno i 130 anni dal decreto imperiale dell'allora impero austro-ungarico, quando Grado venne certificata come centro del benessere balneare, dando al via la prima stagione turistica. La cronaca: è stato rintracciato fortunatamente questa mattina l'escursionista udinese di 59 anni che non era rientrato da una traversata da Andreis a Forni di Sopra, si trovava nei pressi del lago di Cazul in Val Tramontina, quindi fuori dall'itinerario programmato. È stato lui stesso ad avvisare i soccorsi, l'allarme era scattato nella serata di sabato e si erano mobilitati il soccorso alpino della Valcellina di Forni di Sopra, oltre ai vigili del fuoco con il supporto di un elicottero della protezione civile. L'operazione per il recupero dell'escursionista è in corso. La base dei soccorritori è stata allestita a Pinedo di Claut. Una ventenne è rimasta seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina ad Aquileia, lungo la regionale 352. L'auto sulla quale stava viaggiando il giovane è finita contro un albero. Il conducente è rimasto incastrato, e per farlo uscire dall'abitacolo e consentire al personale sanitario di prestargli le prime cure ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Cervignano. Rilievi dei carabinieri, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Udine. E 3 cittadini pakistani sono stati rintracciati nella nottata nel centro di Udine dalle volanti della questura del capoluogo friulano. I 3 sono stati accompagnati alla caserma Cavarzerani e avviate le procedure di identificazione.
Emozionante e numerosa la partecipazione della delegazione di Federsanità ANCI FVG ieri all'udienza speciale di Papa Francesco. Il Santo Pontefice ha voluto evidenziare l'importanza del sistema sanitario pubblico. Grande emozione ieri per la delegazione di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia all'udienza speciale di Papa Francesco. All'iniziativa promossa da Federsanità Nazionale in collaborazione con ANCI sono intervenuti oltre un centinaio di direttori generali di aziende sanitarie, ospedaliere e IRCS, i vertici dell'Associazione Nazionale e delle federazioni regionali. Dopo il discorso della Presidente Nazionale Tiziana Fritelli, presente anche il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Enzo Bianco, il Santo Pontefice ha voluto evidenziare l'importanza del sistema sanitario pubblico, anche quale antidoto per ridurre le disuguaglianze contro l'economia dello scarto, da cui il forte invito ai politici a non tagliare le risorse per la sanità pubblica perché è una ricchezza da non perdere. Prossimità, integralità e bene comune sono questi, secondo Papa Francesco, i 3 antidoti per aiutare a portare avanti la missione tracciata da Federsanità, da cui il forte incoraggiamento ai manager della sanità a continuare a operare al servizio dei malati e dell'intera società. Tutto pronto per la festa dell'Arma dei Carabinieri che sarà celebrata domani, lunedì 6 giugno. In piazza Libertà a Udine i militari abbracceranno idealmente la città. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telefriuli a partire dalle 17:45. Si svolgerà lunedì 6 giugno in Piazza Libertà a Udine la celebrazione del 208° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La fanfara della Brigata Alpina Iulia farà da apripista sul terrapieno ai reparti che si schiereranno per l'avvio della cerimonia previsto alle 18. L'evento sarà occasione per ricordare i sacrifici compiuti, i risultati conseguiti e per rinnovare i propositi di impegno nei confronti dei cittadini. Durante la cerimonia verranno anche consegnati dei riconoscimenti ad alcuni militari dell'Arma che si sono particolarmente distinti. Nel corso della cerimonia verranno premiati alcuni militari che si sono particolarmente distinti, però l'Arma e i militari dell'Arma fanno tutti i giorni dei piccoli gesti non sempre conosciuti dal pubblico, però non per questo meno significativi, quindi questi che noi andiamo a premiare sono, ritengo, solo alcune eccellenze, la punta dell'iceberg di un lavoro quotidiano, silenzioso, che viene fatto quotidianamente appunto da tutte le parti d'Italia, ovviamente anche in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia di Piazza Libertà sarà trasmessa in diretta da Telefriuli lunedì 6 giugno a partire dalle 17:45. Si è tenuto nella sede della comunità collinare del Friuli, nell'ala ovest del castello di Colloredo in Montalbano, un convegno dal titolo Le sfide del lavoro che cambia, organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso nell'ambito delle manifestazioni per il 130° anniversario di fondazione della società in collaborazione della comunità collinare del Friuli. Sono intervenuti tra gli altri il professor Luca Grion, docente ordinario di filosofia dell'Università di Udine, che ha sviluppato il tema nel senso umano del lavoro, il professor Alberto Felice De Toni, docente di ingegneria, già rettore all'Università degli Studi di Udine, che ha evidenziato come nel mondo del lavoro l'uomo continuerà a fare la differenza. Al Teatro Luigi Bon di Colugna sono andate in scena le giornate della musica, ultimo evento della 24esima edizione delle giornate di sport, cultura e solidarietà. Per il Comune di Tavagnacco investire sui giovani è molto importante, in particolare ormai sono 24 anni che le giornate di sport, cultura e solidarietà fanno parte delle attività primaverili ed estive rivolte ai ragazzi. La musica sicuramente è uno dei linguaggi che tramite queste giornate si vuole promuovere proprio per fare inclusione e per promuovere l'idea di solidarietà. Abbiamo coinvolto già centinaia di ragazzi in queste giornate e sicuramente ripartire in questo 2022 con questa iniziativa ci ha dato slancio anche per ampliare quelle che sono le collaborazioni della rete della solidarietà. Insieme a Nuova Atletica, all'Istituto Comprensivo Tavagnacco, al Teatro Bon, alle altre associazioni che sono già state coinvolte, quest'anno la rete si è ampliata con associazioni legate al sociale, allo sport inclusivo e quindi ci auguriamo già per il prossimo anno di inserire nuove iniziative all'interno di questa kermesse. Sono momenti meravigliosi che dobbiamo assolutamente ripristinare perché abbiamo perso tanto in questi 2 anni purtroppo, ma speriamo insomma di poter riprendere le attività con un certo ritmo, col ritmo che avevamo, anche se poi così facciamo i cerberi con loro, però insomma ho visto un desiderio, hanno tanto bisogno di riprendere queste cose.
Appuntamento da non perdere questa sera alle 20:15 su Telefriuli con lo speciale dedicato al Ceghedaccio, la più grande manifestazione dance di musica anni 70, 80 e 90 della regione. Su Telefriuli si rivivranno le emozioni del Ceghedaccio, tornato in pista dopo un'attesa durata 2 anni. La festa all'insegna della musica cantata e ballata è andata in scena alla Fiera di Udine. Sarà per il lungo stop imposto dalla pandemia, sarà per il successo che l'iniziativa riscuote da anni in Friuli. Sta di fatto che l'atmosfera in pista era calda per la gioia del pubblico e degli organizzatori. Proprio per rivivere l'emozione della più grande manifestazione dance di musica anni 70, 80 e 90 della regione, Telefriuli proporrà questa sera alle 20:15 uno speciale dedicato al Ceghedaccio. Anime della festa sono Carlo e Renato Pontoni, che hanno fatto girare dischi rigorosamente in vinile con l'aggiunta di canzoni live eseguite dalle Ceghe di Anne Band. Immancabili poi Lenti di mezzanotte. Per un tuffo vintage nella musica, appuntamento questa sera su Telefriuli alle 20:15. Molto bene, termina qui il nostro telegiornale nell'edizione meridiana. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, una buona domenica e se dovete pranzare buon appetito e un saluto alla regia di Tiziano Campigotto. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telefriuli alle 19. Arrivederci.